Ok, buon pomeriggio a tutti, benvenuti a questa seconda live qui dalla pagina Facebook di Anna Maria Bigon. Io sono Anna Conte, modererò questa live. Oggi, oltre ad Anna Maria, oltre ad Anna Maria, consigliere regionale del Veneto del Partito Democratico, abbiamo con noi Francesca Zottis, anche lei consigliere regionale del Veneto del Partito Democratico, e Alessandra Moretti, europarlamentare del Partito Democratico. Il tema di oggi è un Veneto che cresce in Europa. Questo ci porterà a parlare dello sviluppo del Veneto in Europa, di ciò che sta facendo l'Unione Europea in questo momento di crisi e delle proposte ovviamente del PD per il sostegno alle piccole e medie imprese e agli artigiani. Proprio da quest'ultimo punto vorrei partire con una domanda per Anna Maria. L'emergenza Covid ha messo in difficoltà molte aziende e artigiani. Una gran parte delle piccole e medie imprese hanno chiuso e faticheranno a ripartire. Cosa pensi che la Regione possa fare per aiutare nell'immediato i piccoli imprenditori e gli artigiani e quali sono le proposte che avete fatto? Intanto grazie Anna per moderare questa serata, grazie a tutte voi per essere qua con me e partirei dal fatto di dire che la crisi distrugge la produttività economica e questi oneri dovranno essere per forza ridistribuiti tra la popolazione perché sarà un onere a carico proprio della finanza pubblica. E noi sappiamo che molte regioni sono intervenute a seguito del Covid, intervenendo con molti milioni di euro, come ad esempio la Toscana, la Campania, l'Emilia-Romagna con 320 milioni di euro, la Campania e la Toscana con 400 milioni di euro, il Veneto investirà da quello che ha detto con molti meno milioni di euro. E noi abbiamo perso nel frattempo 60.000 contratti a tempo determinato e quindi dovremmo anche pensare a queste persone che non hanno il lavoro. Le imprese, se non le aiuteremo, ovviamente potranno chiudere, quindi la Regione dovrà investire parecchie somme a loro favore. Nel frattempo, cosa pensano di fare? Perché di fatto provvedimenti ancora non ne sono stati adottati. Ci sono 32 milioni di euro che la Regione riceve dall'Europa e che dovrà riprogrammare, ha intenzione di riprogrammare a favore delle piccole e medie imprese, quindi 32 milioni di euro. Poi l'intenzione è quella di investire 28 milioni di euro per finanziare appunto le piccole e medie imprese ad alto rischio, con fondi che dovremo ovviamente reintegrare poi a bilancio, altri 30 milioni di euro per finanziamenti da 5.000 a 50.000 euro per quanto riguarda sempre le piccole e medie imprese, quindi microcrediti, e poi il PDL 506 con cui la Regione sbloccherà 200 milioni di euro dei fondi di rotazione che erano previsti per gli investimenti e quindi li dirotterà sulle spese in conto corrente. Cosa succede? Che per noi come Partito Democratico queste somme sono poche, nel senso che i 32 milioni intanto occorre precisare che derivano dalla nostra Europa, prima di tutto. I 30 milioni che la Regione mette a disposizione sono somme che erano già previste in bilancio per altre tipologie ovviamente di investimenti, così come anche il PDL 506 sbloccherà quei 200 milioni di euro appunto previsti prima per gli investimenti. Quindi dovremo e ci troveremo con un bilancio che noi dovremo rimpinguare queste somme per investimenti e per le destinazioni che prima avevano e che quindi adesso vengono dirottati a favore dell'emergenza Covid. Quindi prima cosa chiederemo il ripristino di queste somme. Secondo, noi con degli emendamenti, quando verranno portati in commissione, parlo del PDL e anche per quanto riguarda i 30 milioni di euro e i 28 milioni previsti dalla Regione, chiederemo l'aumento. Perché? Perché sono pochi e non possono essere sufficienti per dare quelle garanzie alle piccole e medie imprese di cui hanno bisogno. Hanno un immediato bisogno di liquidità
E ovviamente tutte queste disposizioni che la Regione mette in campo sono complementari a quelle che il governo sta facendo, oltre che l'Europa, e che dopo magari verrà spiegato. Complementari perché? Perché il governo sta investendo tantissimo per quanto riguarda le piccole e medie imprese e anche il lavoro, ad esempio prevedendo la gratuità dei contributi per i primi 3 anni per chi li assumerà, oppure proprio per i finanziamenti, parliamo di 25.000 euro di garanzia che darà per le imprese senza istruttoria, parliamo anche di altri finanziamenti fino all'80% e 90% in base al fatturato. Quindi il governo interverrà molto per quanto riguarda questo tipo di situazione emergenza Covid. La regione tutto quello che fa è complementare, però noi riteniamo che queste somme siano alquanto insufficienti e quindi chiederemo ovviamente l'aumento, ma non solo, chiederemo e verificheremo quali saranno le modalità di erogazione e soprattutto come verranno ridistribuiti, perché questo ancora non lo sappiamo. Quindi il nostro sarà da una parte un controllo, da una parte una richiesta di aumento. L'unica cosa certa è che ad oggi hanno investito per i servizi 12,8 milioni di euro come prima variazione di bilancio ed è l'unica cosa fatta finora. Quindi ecco, noi solleciteremo appunto perché le imprese hanno veramente bisogno di un aumento di queste somme e che poi vengano immediatamente date, non sono sufficienti le promesse o quantomeno quello che si darà, dovranno intervenire immediatamente. Ok, sempre restando in tema di imprenditori e imprese, non si può non parlare anche di turismo. Penso io a Verona e il Lago di Garda, ma lo stesso vale per la tua città, Francesca, Venezia, che è una meta turistica di eccellenza. Quest'anno però l'intero settore soffrirà ovviamente di enormi perdite e qualcuno potrebbe non essere in grado di rialzarsi. Cosa si può fare? Allora, io credo che i livelli di intervento siano tre. Intanto ricordiamo che noi abbiamo due problemi. Uno è un problema logicamente generale dovuto dalla situazione Covid, l'altro è relativo, diciamo, a una derivata, tra virgolette, del Covid, perché noi soprattutto riusciremo a godere di un turismo che è nazionale. E quindi il fatto che manchi o mancherà in modo consistente il turismo estero incide in modo notevole su quello che poi è, diciamo, che erano le entrate per le imprese turistiche. I livelli su cui agire sono tre e su cui sta agendo anche bene il governo. Le condizioni, diciamo, mettere le condizioni le aziende di riaprire e di aprire. Su questo chiaramente c'è una spinta sulla certezza delle date, l'abbiamo anche chiesto noi, ne ha insistito molto anche il sottosegretario Baretta su questo elemento, perché se pensiamo alle spiagge deve esserci una data certa anche semplicemente per allestire la spiaggia stessa. L'altro è la creazione e la spinta sulla domanda e su questo c'è un intervento diretto, anzi due interventi da parte dello Stato, uno è il bonus che verrà dato alla famiglia o alla persona che vuole recarsi in una meta italiana e quindi ci saranno da 150 circa euro alla persona, 500 euro per una famiglia per recarsi in una meta italiana. L'altro aspetto, per esempio, sulla spinta della domanda è il voucher, cioè vengono in qualche modo chi in questo momento annuncia che non riconferma la propria vacanza, comunque potrà utilizzare quella somma nell'arco comunque dei prossimi mesi. E queste sono tre somme sulla domanda. L'altro è chiaramente il riuscire a dare degli elementi di promozione e di sicurezza. Torno alla prima, creare le condizioni perché l'impresa apra. Allora, il governo in questo momento sta giustamente spingendo per un ristoro sui mancati incassi, sulla creazione comunque del pagamento o la defiscalizzazione di bollette e di altre spese commerciali, penso al credito che viene dato, alla liquidità che viene data per quanto riguarda anche le locazioni. Su questo aspetto delle locazioni, sul sostegno quindi alle locazioni, agli affitti, credo che il settore turismo debba essere incluso perché non è ancora del tutto chiaro. Il settore turismo, anche se magari alcuni non lo sanno, comunque ci sono parecchi operatori che sono in affitto e quindi questo sostegno all'affitto deve assolutamente riguardare anche il settore turistico a livello nazionale. Io mi auguro che nella manovra che faremo la prossima settimana anche in Consiglio regionale anche le spese di locazione vengano considerate anche dalla manovra regionale, cosa che la Regione Friuli ha già fatto. Quindi non è una cosa che, diciamo, viene proposta dal Consiglio regionale, dall'opposizione del Consiglio regionale Veneto, sono manovre già esistenti in altre regioni. L'altro aspetto è che
viene comunque considerato sono tutte le manovre di defiscalizzazione. Su questo c'era un auspicio da parte degli operatori, non so se verrà ricompreso, ma era quello anche della defiscalizzazione delle spese del personale, che è la somma che più in questo momento pesa anche per l'apertura di una potenziale attività. Un'idea che noi abbiamo lanciato come per esempio Partito Democratico Metropolitano è quella di creare una carta dei servizi tra istituzioni e associazioni, che significa definire da subito quali sono i paletti, all'interno del quale le istituzioni si muovono, perché ci sono aspetti riguardanti anche molto particolari. Ne abbiamo proposto un ordine del giorno nella manovra di bilancio precedente che riguardava per esempio le mafie. Nel momento in cui c'è una crisi e nel momento in cui c'è un settore particolarmente in crisi, e il turismo in Veneto lo sarà, parliamo circa da delle previsioni Unioncamere, Demoscopica, Cerved, di una perdita di 18.597 operatori che potrebbero essere messi in cassa integrazione e di circa 3.700. Ok, si è bloccata Francesca. Vediamo A se torna. controllare. Ok, Francesca, non ti abbiamo sentito, ti eri L'altro bloccata. aspetto che Ok, allora proseguiamo intanto passando ad Alessandra. E volevo chiederti, in questa emergenza ci stiamo accorgendo tutti quanti di quanto è importante il ruolo di coordinamento delle istituzioni. Quindi ti chiedo, come state lavorando al Parlamento europeo e cosa sta facendo la Commissione per aiutare le imprese? Allora, intanto grazie Anna, saluto te, così come saluto con grande affetto e stima sia Anna Maria che Francesca. Sono molto contenta di questo c'è bisogno di capire, no? Che cosa fanno i diversi livelli istituzionali per affrontare la crisi, e dall'Europa si è subito chiesto un'azione condivisa tra stati, improntata sulla valore della solidarietà e della cooperazione tra stati in un momento estremamente difficile. Adesso Francesca parlava per esempio del tema del turismo, e io che faccio parte anche della Commissione Trasporti e Turismo vi assicuro che stiamo proprio spingendo affinché il Recovery Fund, cioè questo grande piano della ricostruzione, preveda una linea di bilancio specifica proprio per questo settore, e tra i paesi, diciamo tra i 27 paesi, abbiamo ben chiaro che l'Italia, la Spagna e la Grecia saranno i 3 paesi europei maggiormente colpiti. Metteremo a disposizione subito circa 8 miliardi più 37, e quindi ci sarà un'attenzione particolare al turismo in una prima fase. Una seconda fase sarà quella di impostare, e ovviamente mi auguro che siate con noi qui a Bruxelles quando avvieremo questo confronto. La seconda fase è sul turismo sostenibile, cioè noi dobbiamo fare in modo che questa grande crisi ci porti a migliorare un sistema, penso ad esempio a Venezia, no? Che è sempre stata organizzata per un turismo al 100%, va in crisi quel settore e va in crisi una città. Quindi noi dobbiamo ovviamente ripensare anche al modello di città, penso a Venezia, un ripopolamento, su questo Baretta è sempre stato molto chiaro, e come candidato, come dire, sindaco probabilmente avrà in testa bene quali sono le prospettive. Dopodiché l'Europa come si sta muovendo? L'Europa ha avuto un primo tentennamento iniziale, perché vi confesso nessuno aveva avuto fin da subito la percezione della gravità della situazione. Quando però la situazione è stata chiara, cioè una pandemia che avrebbe colpito indistintamente tutti, tenete conto che l'Europa si è mossa con una velocità, una rapidità mai viste. Cioè noi in 20 giorni abbiamo stanziato 1.670 miliardi, quando nella crisi del 2008 ci hanno messo 4 anni per il famoso whatever it takes di Mario Draghi. Questo per capire che qui c'è bene forte la consapevolezza della gravità della situazione e soprattutto della necessità, della rapidità
delle azioni. Quindi no, una massa importante di liquidità che adesso però deve arrivare, come diceva prima sia Anna Maria che Francesca, deve arrivare nelle tasche di chi ha bisogno. E quindi il grande tema è come facciamo a semplificare una burocrazia che rischia di vanificare il buono che l'Europa ha fatto, ma anche il governo sta facendo. Tenete conto che la manovra, le due manovre economiche si aggiornano intorno agli 80 miliardi di euro, cioè cifre mai viste dal dopoguerra in avanti. Noi siamo passati da un meno 2 di deficit ad un meno 10, quindi alla fine no, la potenza messa in campo dal governo c'è stata. Certo, adesso dobbiamo evitare appunto questa grande elefante della burocrazia limiti, ecco, questa grande azione. Le tre gambe, diciamo, di questi 1.670 miliardi ci sono, diciamo, 4 gambe. Le prime sono quelle del MES, quindi il Fondo Salva Stati, che metterà a disposizione dei paesi che lo riterranno 37 miliardi per l'Italia, con l'unica condizionalità di spenderli per misure sanitarie. Tenete conto che se noi riuscissimo a liberare e quindi a spendere questi soldi e quindi a liberare altre risorse, potremmo sospendere l'IRAP per le imprese, e quindi utilizzare il MES significa togliere alcune tasse così fastidiose e pesanti per le aziende. Poi c'è la parte della BEI, la Banca degli Investimenti Europea, che ha investito 240 miliardi per la piccola e media impresa. Prima si ricordava l'importanza della nostra Anna Maria, delle nostre piccole e medie imprese, quello che è il tessuto, diciamo, produttivo più importante. Poi abbiamo 100 miliardi di SURE. Questo pacchetto di 540 miliardi, a cui si aggiungono i 1.200 della Banca Centrale Europea, questo pacchetto di 540 miliardi noi cioè l'Europa andrà a veicolarlo tra gli stati entro il 1° giugno 2020, quindi in tempi estremamente rapidi. E i soldi del MES, che sono importanti a mio avviso, e spero che il governo ne faccia uso, dovrebbero essere destinati anche per la Regione Veneto per, diciamo, azioni estremamente rilevanti. E mi fa specie sentire ogni tanto, spesso direi quasi quotidianamente, il governatore Zaia, che durante le sue quotidiane conferenze stampa attacca sempre l'Europa e il governo, ma nello stesso tempo li attacca, ma chiede sempre di più all'Europa e al governo, come dire, però l'Europa e il governo sono necessari. Allora bisognerebbe far capire che in questa fase, più che la critica, dovrebbe aiutare una proposta, e penso anche che quando Anna Maria, Francesca, che sono ottime consigliere regionali, vanno a proporre, sono critiche costruttive e sono critiche positive, che l'opposizione, tra l'altro, che non ha così tanto spazio in Veneto, ha il dovere politico, oltre che morale, di proporre. Invece sembra sempre che quando si critica Zaia si faccia un attentato alla lesa maestà. Questo non va bene, perché in Veneto spero che ci sia ancora una libertà di espressione, una libertà di confronto politico, in uno spirito appunto costruttivo, che non è l'offesa in sé, che spesso invece subiamo dall'altra parte, è proprio il fatto che dobbiamo fare di più, soprattutto, come diceva Anna Maria prima, per un tessuto economico produttivo che richiede di più rispetto ad altri, perché noi abbiamo appunto un tessuto fatto da piccola e media impresa e da microimpresa, che ha bisogno di essere sostenuto da tutti i livelli, cioè dal livello europeo, dal livello diciamo nazionale, ma anche dal governo regionale, e quindi dallo stesso Veneto. Per cui io penso che sia fondamentale, come dicevi tu Anna prima, uniformare le azioni, fare in modo, per esempio sul turismo, noi stiamo prevedendo un protocollo che sia diciamo applicabile a tutti gli stati, dove ci siano delle condizioni minime di sicurezza che gli esercenti anche degli alberghi, faccio un esempio, possano applicare, che ci sia cioè un corridoio di sicurezza per tutti i paesi. Però, perché se creiamo distinzioni e diverse regole da paese a paese, voi capite bene che la situazione si complica di non poco. Ecco, quindi io credo che il lavoro fatto finora sia un lavoro importante,
che si può certamente migliorare, ma sicuramente che va nella direzione giusta. Ok, grazie Alessandra. E Francesca, abbiamo avuto un problema tecnico prima, stavamo parlando del turismo come settore che sta subendo molto questa crisi, quindi continua pure quello che stavi Sì, dicendo. concludo brevemente. Ero partita dal concetto di, diciamo, proposta di una carta dei servizi istituzionale con le associazioni che prendesse proprio in considerazione quello che in qualche modo ha anche detto Alessandra adesso, partendo anche da una proposta che noi avevamo fatto in Consiglio regionale, che era quella di avere un occhio particolare di riguardo, un tavolo su tutte quelle che possono essere delle operazioni predatorie che provengono dalla malavita organizzata italiana ed estera e che in qualche modo si vanno a infilare in quello che è un tessuto in questo momento produttivo estremamente debole, estremamente a rischio, in cui ci sono posti di lavoro che sono a rischio sopra i 18.000 e imprese a rischio sopra le 3.000, quindi parliamo tra l'altro dei numeri più consistenti di tutta Italia. Questa era una delle proposte. L'altra proposta è quella del sostegno alle locazioni, l'ho già detto prima, era già stata fatta nella prima manovra, la rifaremo nella seconda manovra, e l'altra proposta è quella di dare in qualche modo contribuire, come sta facendo lo Stato, a quelle che sono delle spese di investimento che si troveranno a rifare le aziende. L'assessore ha già anticipato che la manovra di cui parlava prima Anna, sia sul credito, la liquidità, sia per quanto riguarda i finanziamenti europei, riguarderà anche il comparto del turismo. Noi pensiamo che benissimo i finanziamenti europei, benissimo il cofinanziamento della regione su quelli che sono i finanziamenti europei, possiamo anche andare un po' più in là se pensiamo poi a tutte le spese in più di attrezzature e sanificazione che le imprese si troveranno comunque ad affrontare, soprattutto in questo settore. Credo che sia anche dovuto un ringraziamento ai sindaci che per esempio in alcuni diciamo, parti del nostro litorale si sono attivati già con la parte sanitaria e anche con il prefetto per fare alcune sperimentazioni. Credo che queste sperimentazioni, per quello parlavo di carta dei servizi, possano essere prese in capo dalla regione perché diventino anche sperimentazioni utili a tutti. Parlo per esempio di quello che è successo a Bibbione in un accordo col prefetto. Questi hanno cercato di capire come attrezzare la spiaggia, hanno chiesto al prefetto l'autorizzazione e credo abbiano fatto assolutamente bene perché si stanno preparando a quella che deve essere poi una data certa di apertura. E quindi questo è diciamo, una parte economica finanziaria, una parte di sostegno a quelle che sono le spese vive delle imprese che ci sono e che anche su cui il Veneto deve contribuire, un occhio di riguardo su quella che è una debolezza del sistema e quindi su cui si può infierire comunque la malavita organizzata, e poi non da ultimo chiaramente c'è la parte di promozione sulla quale vorrei lanciare un concetto e dopo chiudo, che è quello della valorizzazione anche di quelle che sono ormai le nuove tecnologie che ci permettono di spendere meno, di promuovere anche molte imprese giovanili e anche, che diciamo, è un tema importantissimo, e anche di arrivare dando sicurezza a quelli che sono i nostri potenziali turisti. Questo lo dico perché attraverso la nuova tecnologia io posso prenotare, sapere anche in qualche modo, sono stati dati anche dei premi a livello nazionale su queste nuove imprese che stanno andando in questa direzione, posso capire di quanti turisti sono in grado di avere in questo momento, posso far vivere l'esperienza personalizzata al turista e quindi dargli una percezione di sicurezza ulteriore a quella che può già avere, e quindi posso in qualche modo organizzare meglio il sistema turistico. Ci sono già delle app fatte da imprese che prima organizzavano trasporto, organizzavano eventi e che in qualche modo comunque possono contribuire anche al settore turistico. Però spero che la Regione Veneto da quella piattaforma che aveva fatto della valorizzazione delle nuove imprese, delle start-up, possa ricavarne anche un aspetto importante di valorizzazione di quelle che sono le imprese che possono mettersi a servizio di questo settore e valorizzare sia economicamente sia in termini di produzione questo tipo di attività, che credo sia centrale in quella che potrebbe essere una fase 4, chiamiamola, del Covid, in cui forse sarebbe il caso di pensare quali sono i pilastri della rinascita, perché l'iniezione di liquidità e il sostegno anche a fondo perduto vanno benissimo, ma bisogna anche capire come poi far vivere proprio la domanda e rimettere in qualche modo tutti nelle condizioni anche etiche di vivere questa nostra società. Ok, grazie a tutte e tre per questi interventi. Direi di partire subito con un secondo giro di domande, restando sempre su Francesca. Uno dei settori strategici per il Veneto è sicuramente anche quello dei trasporti, ma l'impressione diffusa è che la regione possa fare molto di più.
In molte province si discute di come potenziare il trasporto pubblico locale, di come incentivare il trasporto su ruota a discapito di quello su gomma. Quali sono secondo te gli investimenti prioritari? Allora, intanto parlo a brevissimo termine. La regione è una delle regioni che, anzi forse la regione che ha messo meno in termini di investimenti e spesa corrente per quanto riguarda il trasporto pubblico locale. Questo da sempre. Nell'ultimo mandato c'è stato un po' di sussulto, ma nettamente inferiore rispetto a quello che per esempio fa la Lombardia. Quindi parliamo di un tema in sofferenza da tempo della Regione Veneto e che in questo momento si acuisce perché il trasporto è uno dei settori più, diciamo, toccati anche dalla crisi, come lo è stato il turismo. La Regione cosa può fare? Può intanto aggiungere ai fondi che arriveranno dallo Stato, parliamo oltre che del riconoscimento dei chilometri che dovevano essere fatti e non sono stati fatti da parte delle aziende per pagare le spese che comunque hanno avuto, ci sarà anche un fondo di circa 500-600, adesso ne stanno discutendo milioni per, diciamo, in più alle aziende di trasporto pubblico locale. Speriamo che a queste la Regione Veneto in qualche modo metta qualche risorsa di suo per poter aiutare, diciamo, le varie aziende nelle loro spese anche di investimento stesso e nelle spese correnti. Sono due capitoli comunque diversi, ma speriamo che nel fondo trasporti ci sia diciamo, una piccola parte in cui c'è scritto Regione metto un +1 rispetto al più che comunque lo Stato sta mettendo, perché è giusto chiedere sempre di più soldi allo Stato, ma è anche giusto riconoscere che le regioni hanno una competenza specifica su questo. E l'altro aspetto è che la regione faccia forza insieme alle aziende per il discorso per esempio dei protocolli sicurezza, perché ci sono regioni come il Lazio che si sono prese la responsabilità di rivedere i protocolli di sicurezza con i sindacati e con le aziende. Noi chiediamo che anche la regione, in rete con le altre regioni, come sta facendo sul turismo, lo faccia anche sul trasporto, perché ci sono alcune difficoltà a mantenere il metro rispetto a quello che è la situazione del trasporto stesso, perché ci sono alcune normative che magari non hanno preso in considerazione la realtà. E quindi da subito abbiamo chiesto che il tavolo venga fatto con logicamente con i livelli aziendali e sindacali e che anche la Regione Veneto ci faccia portavoce di queste difficoltà e lo faccia magari con un po' più di coraggio rispetto a quello che ha dimostrato ad oggi. La Regione Veneto può coinvolgere le aziende di trasporto pubblico locale nel settore turistico. Prima, quando parlavo di cartelle di servizi, noi nella proposta metropolitana inseriamo il settore dei trasporti come uno dei settori più importanti da coinvolgere. Okay? E può farlo prendendo ad esempio alcune piattaforme che considerano già la messa in rete degli orari, la messa in rete degli eventi, la messa in rete per esempio delle aziende o delle realtà aziendali. Esistono già queste piattaforme, la regione può prenderle, farle proprie e condividerle, diciamo, con tutte le varie realtà di trasporto esistenti, considerando che abbiamo un tema sicuramente importante che dipende molto dallo Stato, ma sulla quale spero che ci sia una presenza forte della regione, che è il trasporto pubblico scolastico, che non può essere lasciato in mano soltanto ai comuni, ma sul quale la regione deve comunque cercare di dare un supporto effettivo, perché altrimenti ci ritroveremo a settembre con un problema molto forte. E anche su questo ci sono alcuni protocolli esistenti che alcune aziende hanno messo in atto per cercare di creare già delle messe in sicurezza del mezzo, e spero che la regione questi protocolli li prenda in considerazione, come stiamo cercando di fare anche come consiglieri, diciamo, regionali di opposizione nei confronti dello Stato, per far conoscere che esistono già queste realtà che possono comunque dare un supporto, e lo abbiamo fatto anche attraverso Alessandra per quanto riguarda invece la parte europea. Grazie. Ok, Anna Maria, Alessandra, se volete aggiungere qualcosa riguardo al tema dei trasporti, brevemente, che poi abbiamo delle altre domande. Parti pure, Anna Maria. Grazie. No, condivido tutto quello che ha detto Francesca, ovviamente che venga esplicato quello che sta succedendo in regione. Noi abbiamo bisogno di pensare ad esempio per il Veronese per quanto riguarda il collegamento con l'aeroporto, cosa non prevista assolutamente nel piano regionale. Noi abbiamo bisogno appunto di supportare quello che è il trasporto pubblico locale, dobbiamo assolutamente farlo, dobbiamo intervenire, dobbiamo metterci somme a disposizione, non possiamo pensare di delegare tutto al privato, dobbiamo diminuire quella che appunto è il trasporto privato aumentando quello pubblico, questo per una questione di sostenibilità, cambiando anche i mezzi a disposizione, perché dobbiamo investire anche per la sostituzione dei mezzi,
e per anche le reti ferroviarie, perché da tempo ovviamente sappiamo che alcune reti ferroviarie devono essere velocizzate, modernizzate, e quindi anche lì va investito, cosa che la Regione, pur avendo previsto questo piano dei trasporti, non ha ancora inteso investire tante somme qua. Quindi assolutamente sarà il nostro ruolo di intervenire come opposizione. Come diceva giustamente Alessandra, noi non facciamo mai polemica, facciamo però delle critiche che sono costruttive. Se sentiamo la polemica, io spesso la sento nei confronti da parte della maggioranza, nei confronti del governo dell'Europa, difficilmente noi la facciamo quello che è la proposta, però vogliamo portarla avanti e lo facciamo in tutti i modi, perché sappiamo che è un ritorno per la collettività molto importante, soprattutto sotto un aspetto di sostenibilità. Ok, Alessandra, se vuoi aggiungere anche tu. Mi senti? Io sì, tu? Ok, sì. No, aggiungo soltanto una cosa rispetto a quello che è stato detto da Francesca e Anna Maria. Noi in Commissione Trasporti ci stiamo occupando prevalentemente adesso dello stato aereo, del problema delle compagnie aeree. Avete detto che appunto c'è un tema enorme perché rischiano moltissimo il fallimento, e quindi il fatto che l'Europa abbia detto stop ai limiti per quanto riguarda gli aiuti di Stato sta liberando molte risorse, quindi anche il nostro paese aiuterà la compagnia di bandiera, in questo caso all'Italia, a non fallire, perché logicamente c'è un problema anche lì di personale, oltre all'importanza di avere comunque una compagnia aerea del paese di riferimento. L'altra battaglia che stiamo facendo è quella sul diritto dei passeggeri ad avere indietro i biglietti, diciamo, pagati e non usufruiti. Sapete che spesso appunto la compagnia tende a dare i voucher per, diciamo, essere riutilizzati in un tempo successivo, però la normativa europea sulla quale noi stiamo spingendo è che comunque bisogna dare al passeggero il diritto di scegliere se appunto accettare il voucher per fissare un'altra data, oppure se ottenere il rimborso. Queste sono le due cose. Avevamo anche ottenuto di venire i primi di maggio a far visita con Commissione Trasporti, gruppo SD, appunto a Fincantieri, al porto di Venezia, e diciamo alcuni diciamo punti strategici per la trasportistica a livello europeo, visto che appunto Venezia è uno dei porti più importanti, ma c'è anche l'aeroporto di Venezia che svolge un ruolo fondamentale anche da un punto di vista dei progetti sulla sostenibilità ambientale. Purtroppo causa Covid abbiamo dovuto rinviare, ma sarà ovviamente cura farlo magari prima delle elezioni regionali, che mi sembra a questo punto sia abbastanza chiaro, si svolgeranno tra settembre e ottobre. Ok, grazie. E Anna Maria, invece, per avere un'economia che cresce, è necessario anche un welfare che sostenga i nuclei familiari. E qui i temi sono molti, dall'accudimento degli anziani alla gestione dei bimbi, e molte famiglie vivono delle situazioni difficili da gestire, sia dal punto di vista umano che dal punto di vista economico. Quali pensi che siano le priorità? Beh, intanto possiamo dire che l'unica cosa che finora di certo ha fatto la Regione è la variazione di bilancio di 12,8 milioni di euro, assolutamente insufficiente, che va a supportare qualche servizio. Ad esempio, 3 milioni destinati alle case di riposo, ma non alle strutture case di riposo, alle quote, quindi alle famiglie, eccetera. E oltretutto da 4 milioni e mezzo circa ai servizi 0-6 anni. Sono somme assolutamente insufficienti, tanto che noi come Partito Democratico abbiamo chiesto appunto di aumentarle, perché altrimenti questi servizi fondamentali al supporto delle esigenze delle famiglie non riapriranno. Noi abbiamo delle case di riposo che hanno speso anche 60-100 milioni e 100.000 euro per quanto riguarda la sanificazione, minore entrate, costi per i presidi, eccetera. Abbiamo scuole materne, asili nido che sono veramente messi in ginocchio, perché non hanno ovviamente avuto le entrate in questi mesi, ma nonostante questo hanno avuto e sostenuto i costi fissi che avevano. Quindi la Regione deve assolutamente investire molto in questi servizi,
e quindi 0-6 anni, e scuole materne e asilo nido ovviamente, case di riposo e soprattutto anche in vista della riapertura che è avvenuta delle attività lavorative, abbiamo tanti genitori per l'appunto che lavorano con i figli a casa perché le scuole sono chiuse. Quindi anche qua la Regione avrebbe dovuto intervenire. In realtà cosa fa? Chiede al governo risorse maggiori, non mettendo a disposizione alcunché oltre a quello che ho detto. È un bilancio di 10 miliardi di euro che deve assolutamente anche trovare le soluzioni per questi servizi. Noi sappiamo che la famiglia è supportata ovviamente da assistenza domiciliare, case di riposo, scuole materne, scuole paritarie, asili nido, servizi post scuola, ricreativi, eccetera. Se noi non mettiamo mano al bilancio per dare supporto a questi servizi, automaticamente distruggiamo anche le famiglie. Famiglie che tra l'altro hanno avuto ovviamente meno reddito anche in questi mesi per il fatto che per motivi di lavoro, di chiusure, per difficoltà, perché la crisi, come dicevo, mette in ginocchio un po' tutta la società oltre che le attività produttive, automaticamente io credo che faremo fatica anche a dare una mano a queste famiglie, quindi dobbiamo rimetterle al centro. Tra l'altro anche in prospettiva noi abbiamo una natalità qua nel Veneto che è la più bassa in assoluto, a maggior ragione dovremmo investire sui servizi perché altrimenti oltre a non riprendere ovviamente l'attività in se stessa a supporto della famiglia, tanto più non aiuteremo le famiglie ad avere nuova natalità, cosa che è fondamentale per la ripresa economica anche oltre che sociale, per cui dobbiamo anche vedere in prospettiva, partendo dal presupposto che la crisi sicuramente dobbiamo anche dare le risorse e la possibilità di estrarre quelle che sono le cose positive, altrimenti un amministratore perde il proprio ruolo significante. Dopodiché abbiamo anche una sanità che è fondamentale riprendere in mano. Adesso il governo metterà a disposizione ulteriori somme per ripristinare e mettere in struttura tutti quei posti, ad esempio di terapia intensiva e subintensiva, che sono stati aumentati in questo periodo. Darà le somme a disposizione il governo, lo stanzierà. Anche qua la Regione non deve fare altro che appunto rimettere in strutture, liberando altre risorse che il governo ha dato. Quindi dobbiamo investire molto di più anche nei servizi territoriali. Perché? Perché la persona non può più permettersi di avere una lista d'attesa per una visita di cui ha diritto e di cui il medico gli ha fatto prescrizione, attendere mesi. Non è più possibile. Non è più possibile pensare che ci siano ospedali di serie A e di serie B. Noi dobbiamo anche adesso investire somme per riaprire le attività, quelle sospese, soprattutto dividere negli ospedali Covid i percorsi in modo tale da dare al territorio servizi che sono quelli ordinari, ma non tanto ordinari perché di fatto oltre all'ordinarietà abbiamo anche delle urgenze che abbiamo lasciato da parte. Ci sono patologie molto gravi che noi dobbiamo riprendere in mano e lo facciamo attraverso dei servizi, ma non solo. Noi abbiamo dimenticato, e la Regione ha dimenticato da anni, quelli che sono ad esempio i servizi psichiatrici degli adolescenti. Un'altra cosa molto importante, noi abbiamo delibere del 2015 mai applicate per quanto riguarda ad esempio i posti all'interno degli ospedali per questi ragazzini che hanno avuto dei problemi durante l'adolescenza o che li hanno tutt'oggi, e quindi non abbiamo dei reparti specializzati per loro. Ad esempio, se c'è un tentativo di suicidio, cosa che può succedere in un ragazzino di 15-16 anni, noi non abbiamo se non la pediatria da una parte o la psichiatria degli adulti, cosa che va lì, della psichiatria degli adulti. Anche questo, con tutte le somme che il governo e grazie anche all'Europa stanno mettendo a disposizione, io credo che veramente questa sia l'occasione e l'opportunità per mettere mano a tutte queste carenze che finora la Regione ha avuto, soprattutto se verrà appunto anche messo a disposizione il MES e tutti questi fondi per la sanità. Credo che dovremmo incentivare ancora di più quello che si faceva prima. Noi dobbiamo potenziare tutti i servizi pubblici perché la gente ha uguali diritti indipendentemente dal reddito e noi dobbiamo partire da qua, assolutamente.
Ok, Francesca, Alessandra, se volete aggiungere qualcosa sul tema. Sì, grazie. Intanto ringrazio Anna Maria perché ha fatto un quadro perfetto e credo che, insomma, aggiungo solo che uno è l'occasione per ribadire la centralità dei servizi territoriali, visto che la Regione se n'era completamente dimenticata. Ricordiamo bene, diciamo, i mesi di dibattito in Consiglio regionale, lo ricorderà Alessandra, per quanto riguarda la riforma della sanità, dove uno dei temi centrali era quello del mantenimento del servizio territoriale. Se si è mantenuto qualcosa è proprio grazie anche alle battaglie che noi abbiamo fatto all'interno del Consiglio regionale. Come avevamo già chiesto il potenziamento dei servizi educativi per l'infanzia, che ci è stato assolutamente negato e quindi adesso diventa invece un'emergenza, non diventa più una richiesta. Faccio notare solo due cose. Uno, la Caritas ha ben definito che sta aumentando la povertà del 105% la scorsa settimana. Allora, noi abbiamo in Consiglio regionale una proposta di legge della Giunta, sul quale il consigliere Sinigallia è correlatore, ma sulla quale c'è stato un lavoro congiunto, che è un PDL famiglia, sulla quale ci sono delle risorse dedicate proprio alle famiglie, al fattore natalità, al fattore servizi di rete. Allora, forse quel PDL, con qualche aggiustamento, riprendendo la questione anche dell'assegno unico, cosa che è già stata presa in considerazione invece dalla Camera e dal Senato per la riforma del welfare, allora credo che su questo si possa andare avanti e si possa portare quel PDL, perché sono risorse che potrebbero essere inserite all'interno, comunque direttamente andare alle famiglie stesse. Cresciamo se le famiglie possono spendere, cresciamo se le famiglie hanno dignità, cresciamo se le donne sono messe nelle condizioni di lavorare. Allora, su questo ci sono anche delle risorse europee, anche qui noi non siamo, diciamo, primi della classe, nel senso che l'occupazione femminile anche in Veneto comunque è sempre stato un elemento di difficoltà. Se lo era prima, lo è ancora di più adesso. Allora, su questo io spero ci sia una concentrazione dei fondi e delle scelte di investimento della Regione, perché le politiche verso le donne diventano oggi più centrali di ieri, perché la donna non può essere sacrificata solo per il mantenimento, diciamo, dell'unità familiare. Questa è una cosa che noi sentiamo alla pari degli uomini come dovere, ma nello stesso modo dobbiamo essere messe nelle condizioni di poter svolgere l'attività lavorativa. Lo devono essere tutte le donne. Non deve essere una scelta quasi dovuta o imposta, deve essere una libera scelta, come lo sono tante altre cose che in questo momento invece non ci sono all'interno della Regione Veneto e non sono neanche state annunciate come principio. L'altro aspetto con cui concludo, con Anna avevamo proposto, lei era prima firmataria, torneremo a farlo anche in questa seconda manovra, che ci sia un sostegno a tutte quelle che sono le vittime di violenza all'interno della Regione Veneto. Ma c'è stata bocciata, scusate, no, c'è stata l'astensione perché ci hanno detto che stanno già facendo. Noi questo stanno già facendo lo vogliamo adesso vedere concretizzato. Comunque se lo stai già facendo potevi anche approvarla l'ordine del giorno. Non è un tema della consigliera Zottis e della consigliera Bigon, è un tema delle donne. Se diciamo che la crescita riparte dal sostegno dei più deboli, allora le donne in generale, le donne vittime di violenza, sono donne che hanno diritto di essere sostenute e forse nel essere sostenute io spero che la Regione Veneto riveda anche il modo in cui lo sostiene e il modo in cui gestisce la rete della violenza contro le donne. Questo lo ritengo un tema centrale e quindi sintetizzo, la rete dei servizi territoriali va rilanciata come avevamo sempre chiesto e adesso diventa un dovere, non un diritto. C'è poco da dire, la sanità persino il PDL famiglia che veda finalmente la luce all'interno della Regione Veneto e dei fondi maggiori per quanto riguarda sicuramente i servizi educativi, ma anche una rete diversa per quanto riguarda il contrasto della violenza di genere. Ok, Alessandra? Se posso aggiungere Certo. due cose rispetto a quelle che le colleghe hanno detto e hanno anche ben sintetizzato. La prima è sicuramente che la grande battaglia che il PD ha svolto negli anni precedenti, diciamo contro l'azienda zero, cioè contro lo smantellamento del sistema sociosanitario veneto, che ha fatto diciamo del nostro sistema modello, diciamo in tutta Italia e non solo, a mio avviso,
mi auguro che ci sia oggi la consapevolezza di chi governa la regione che se le cose sono andate bene per un certo verso lo dobbiamo anche proprio a questo sistema sociosanitario che ha visto una rete territoriale forte che però appunto deve essere ripristinata e rafforzata, perché è indubbio che in questi anni c'è stato invece un indebolimento della rete territoriale sanitaria e anche un indebolimento alle nuove forme che noi avevamo richiesto. Penso ad esempio ai sostegni maggiori che noi dobbiamo richiedere all'assistenza domiciliare, ad esempio, no? Perché abbiamo capito in questo caso come il Covid meno lo si curava in ospedale, meglio era per salvare diciamo la salute non solo dell'ammalato, ma anche degli operatori sanitari e degli altri pazienti. Quindi questo che ha detto Francesca adesso, secondo me, è una battaglia da riprendere perché certamente la pandemia ci ha fatto capire quanto è importante e fondamentale avere una sanità organizzata e strutturata in un certo modo. L'altra parte che ha ben sintetizzato Anna Maria riguarda evidentemente il sistema dei servizi alle famiglie e su questo noi dobbiamo sempre riconoscere che alcuni passi in avanti ci sono stati, parlo ovviamente a livello nazionale, ma ancora tanto si deve fare e purtroppo i costi, e noi in Europa li stiamo ben analizzando, i costi che ricadranno sulla popolazione colpiranno soprattutto le donne, cioè le conseguenze della pandemia saranno molto più pesanti sulle donne rispetto a che gli uomini. Non a caso il 70% di chi oggi è ritornato a svolgere attività lavorativa è uomo. La maggioranza delle donne è rimasta a casa con il maledetto smart working. Io lo definisco maledetto perché per le donne è una trappola, è un trappolone gigantesco, perché vedrete quante donne saranno costrette allo smart working, perché adesso che abbiamo capito che allora puoi lavorare, stare a casa, accudire e fare tutto quello che concerne anche l'attività come dire, domestica, no? Vedrete come si implementerà per la donna però lo smart working anziché per entrambi a livello diciamo bilanciato. Per cui secondo me dobbiamo avere le antenne molto alte sul tema dei diritti perché io temo una regressione da parte delle conquiste dei diritti delle donne, soprattutto da un punto di vista del salario, che come sapete è basso, è più basso del 20-22% rispetto a quello degli uomini a parità di condizioni e di mansioni, quindi una donna guadagna comunque meno rispetto agli uomini e in termini anche di occupazione. E purtroppo devo dire, e questo penso di essere come dire, abbastanza come dire, equilibrata perché non critico soltanto chi non è del mio partito, ma critico anche il governo. Io credo che una delle carenze gravi di questo governo sia l'aspetto dell'istruzione, perché aver deciso di chiudere le scuole fino a settembre, subito praticamente, senza prevedere come dire, una ripresa quantomeno delle attività scolastiche per i bambini 0-6, perché poi un conto è avere un preadolescente, un ragazzino che comunque devi seguire anche nell'attività online, ma lavorare e avere a casa un bambino 0-6 credo che sia estremamente faticoso. Quindi io credo che questa sia una nota debole e mi auguro davvero che quantomeno si sfrutti ecco, questo tempo da qui a settembre per mettere in campo un piano di infrastrutture, di riqualificazione delle strutture scolastiche importante, non solo perché ripartirebbe così un'economia territoriale che è molto legata all'edilizia, ma perché noi consentiremo a settembre una ripartenza delle attività scolastica adeguata ai tempi, quindi con un sostegno infrastrutturale, per esempio anche per le lezioni online, perché parliamoci chiaro, noi non possiamo pensare che tutti i bambini stiano facendo lezioni online in tutta Italia, vero? Cioè è un'illusione questa, sappiamo bene che ci sono delle zone anche del Veneto dove non arriva
nemmeno la rete e dove le famiglie non hanno a disposizione diciamo gli strumenti, penso agli iPad, penso agli iPhone, no? Quindi è un'illusione, quindi bisogna, e mi auguro davvero che questo decreto preveda risorse importanti per la scuola, perché vedete, quello che è emerso è che noi abbiamo tagliato negli ultimi 10 anni 36 miliardi alla sanità. E si è visto rispetto a un paese come la Germania, dove invece non hanno tagliato, anzi hanno implementato il settore ed evidentemente hanno dato una risposta al problema molto diversa, tant'è che hanno chiuso molto meno le attività produttive rispetto a quanto abbiamo dovuto fare noi. E l'altra grande battaglia persa degli ultimi 20 anni, forse anche 25-30, è la scuola, dove si è sempre abbattuta la scura dei bilanci e evidentemente il prezzo più alto lo pagano non solo le generazioni future, perché crescere una generazione di persone non preparate, non pronte alla competizione è male, voglio dire, per quel paese, ma anche a livello di servizi alle famiglie. Come diceva prima Anna Maria, noi abbiamo un livello estremamente compromesso. Certamente poi il grande tema che si lega, però io trovo che si leghi molto al tema del lavoro, al tema della famiglia, al tema della conciliazione, è quello della violenza. E io devo riconoscere che vergognosamente la giunta regionale, ma anche il Consiglio regionale del Veneto, nella parte della maggioranza, ha sempre detto no a qualsiasi proposta che il Partito Democratico avanzava sul tema dei valori civili sulla tutela delle donne. Io ricordo che quando si interveniva sul tema donne c'era un chiacchiericcio di fondo, una distrazione che veniva richiamata solo quando dicevo potrebbe capitare anche alle vostre figlie, alle vostre nipoti. Allora lì ci si allarmava, cioè il tema della violenza è un tema trasversale, cioè non è che colpisce soltanto delle fasce di popolazione ed è strettamente connesso al tema del lavoro, perché guardate che le violenze domestiche si abbattono di più sulle donne che non hanno un'occupazione, si abbattono di più sulle donne che hanno dei salari bassi. E quindi il tema che lanciava prima Francesca, cioè il sostegno, no, alle donne vittime di violenza. Non a caso noi avevamo con Francesca, ma anche Maria, proposto, no, questo reddito di libertà, cioè il fatto che una donna che subisce violenza, che se ne va di casa, che è costretta a scappare, che perde un lavoro, l'unico strumento che tu le puoi dare è quello di riavere un lavoro, e fintanto che non ce l'ha di darle un sostegno economico. Si parla di REM, si parla di reddito di cittadinanza. Io credo che prevedere anche una forma di sostegno a queste donne sarebbe una svolta di una manifestazione di grande civiltà. Per cui io sono da vostra parte per tutte le battaglie ovviamente che Francesca Zottis e Anna Maria Bigon porteranno avanti su questi temi, a me molto cari, con una grande attenzione alla trappola dello smart working, che abbiamo visto tutte noi che abbiamo dei figli, quanto difficile sia in realtà e che verrà invece sfruttato anche a discapito, diciamo, delle donne il cui lavoro e la cui occupazione voi sapete meglio di me che incide sul prodotto interno lordo di un paese, perché ci sono fior di studi e di esempi di paesi a livello europeo che provano che se le donne lavorassero e lavorano quando gli uomini, il prodotto interno lordo di un paese cresce visibilmente. Quindi è una questione anche economica il lavoro delle donne, non è soltanto una questione, no, sociale, etica, morale. E quindi insomma lavoriamo su questo e per la prossima campagna elettorale anche regionale io appunto sarò al fianco delle donne candidate, in particolare quelle che conosco anche bene, che ne ho saputo apprezzare il valore e il lavoro e la passione, come Francesca e Anna Maria. Ok, Alessandra, ricollegandomi al discorso che hai fatto per cui serve un piano per riaprire le scuole, in questo periodo la classe politica si sta affidando molto al mondo scientifico e alla ricerca, ma dove inizia il ruolo della scienza e dove quello della politica?
Allora, io credo che ci sia un merito da parte di questo governo, come credo che ci sia un merito anche da parte della nostra regione, cioè il successo del lavoro fatto in Veneto è dovuto prevalentemente al dottor Crisanti, adesso non è che, e poi ovviamente ai medici, agli infermieri, agli operatori sanitari che hanno lavorato giorno e notte per fare, no, assistenza, per fare quel miracolo che hanno fatto, però affidarsi agli scienziati giusti e ai tecnici giusti è un pregio. Io lo riconosco, voglio dire, no? Perché non è che tutti hanno fatto così. Vediamo che in Lombardia, la cui giunta è retta da una forza politica uguale a quella che c'è in Veneto, è successo un disastro. Dopo capiremo bene i motivi del disastro, ma insomma i numeri sono importanti, così come anche in Veneto purtroppo, come diceva Anna Maria prima, i numeri sono importanti per quanto riguarda le case di riposo, perché anche da noi qualcosa non è funzionato sulle case di riposo, tant'è che ci sarà una commissione d'inchiesta che su questo cercherà di fare luce, ma non per puntare il dito contro qualcuno in termini accusatori, ma per dare delle risposte alle famiglie di quelle vittime, che credo abbiano tutto il diritto di conoscere come sono andate le cose, no? E quindi sicuramente io credo che sia, ecco, importante pianificare e farsi guidare dalla scienza, soprattutto in questa fase così delicata della fase 1. Poi però ragazzi deve intervenire la politica, cioè noi abbiamo il compito come politici di disegnare il futuro, di avere lo sguardo lungo sul futuro, quindi farci forza dei valori, dei principi, della conoscenza, dei tecnici, ma poi essere noi, no, che prendiamo delle decisioni, delle scelte. E lì si rischia, nel senso che sappiamo bene, ma la nostra responsabilità e il nostro ruolo è anche quello di decidere rischiando, ovviamente, non è che possiamo avere la palla di vetro. Però per fare questo, e qui faccio anche autocritica, bisogna avere una classe dirigente all'altezza della sfida. Insomma, non è che io proprio in giro vedo grandi statisti. L'altra sera ho visto un documentario, un film su Aldo Moro. Aldo Moro, quando era ancora ministro degli esteri, poco prima di essere rapito, continuava a insegnare all'università diritto ai suoi studenti, cioè con un livello umano, professionale, di competenza straordinario, cioè quando Aldo Moro parlava i suoi studenti erano incantati, anche quelli che contestavano, no? In quei tempi del terrorismo, appunto, che ce l'ha portato via, molto duri. Cioè questo per dire che poi devi avere una classe politica che sappia assumere quelle responsabilità. E io devo constatare che trovo una classe politica abbastanza debole, fragile, quella che è il governo. Tutti a livello, non si possono fare generalizzazioni perché sarebbe dei doti, ma io penso che ci sia bisogno che anche dalle regioni, no, partano, come dire, processi di formazione e di rigenerazione, e dare spazio, secondo me, per esempio, a più donne, cosa che noi abbiamo criticato perché le task force che sono state istituite anche dal governo presentano un numero esiguo di donne. Questa è una vergogna se pensiamo al ruolo che le donne hanno svolto nel Covid, nella ricerca, nell'assistenza, nella medicina, nell'infermeria. Insomma, non andiamo oltre perché è deprimente, però credo che una riflessione critica noi la dobbiamo fare anche nei confronti del nostro governo, di cui ovviamente facciamo parte anche noi come Partito Democratico. Ok, allora io intanto vi ringrazio tutte per aver partecipato e vi saluto, ma vorrei chiudere con un'ultima domanda per Francesca, lasciando poi la chiusura ad Anna Maria. Francesca, quali sono le misure proposte dal PD al bilancio regionale per il rilancio della fase 2? Allora, sono intanto proposte in progress, nel senso che questa settimana continueremo a lavorarci, intanto ve ne dico alcune. Una è la proposta di creare un fondo per le piccole e medie imprese, per cui comprendendo tutti i settori, compreso quello del turismo di cui abbiamo parlato prima,
fondo, diciamo, contributi a fondo perduto, come hanno fatto la Campania, come ha fatto il Piemonte, dei fondi specifici di investimento per quanto riguarda il turismo e il sostegno alle locazioni, un aumento da parte della Regione di quello che è il fondo trasporti con risorse proprie, e poi un sostegno diretto a una revisione della rete per quanto riguarda, prima l'avevo già citato, la violenza di genere, che deve essere presa in considerazione sia in fase di contribuzione sia proprio in fase di ascolto e revisione della rete stessa, perché ci sia una presa in carico effettiva delle donne che stanno soffrendo. E prima giustamente Alessandra ha ricordato la proposta del reddito che avevamo già fatto e che va assolutamente rilanciata oggi più di ieri. Queste sono solo alcune delle nostre proposte, il resto lo scoprirete durante questa settimana e la prossima settimana in fase di presentazione di bilancio stessa. Grazie Francesca e grazie ad Alessandra. Allora, la cosa che mi fa piacere che voi siete qua con me è il fatto delle battaglie che noi porteremo avanti e che abbiamo fatto finora. Anche tu, Alessandra, hai fatto e sei la prima firmataria della proposta anche del bilancio di genere che stiamo attendendo di portare avanti, e sarà nostra cura, mia e di Francesca, di portarlo avanti e soprattutto di farlo approvare o cercare quantomeno di... E poi altre battaglie che faremo sono quelle che tu dicevi, e quindi la disparità di reddito, di lavoro a parità di mansione tra uomo e donna. Questa è un'altra battaglia che dobbiamo fare a tutti i livelli, così come dovremmo fare battaglie per i servizi a favore delle donne, perché le donne sono centrali nella famiglia, sono quelle che accudiscono gli anziani, sono quelle che accudiscono i figli, sono quelle che spesso subiscono violenza, per cui di fatto dobbiamo fare battaglie per queste donne, per noi tutte, anche per l'aumento della dignità della società, perché è per questo che noi lavoriamo, no? Noi occupiamo un posto non fine a se stesso, ma per la collettività, e questo sarà un beneficio a favore di tutti. E per quanto riguarda le case di riposo, Alessandra, questo ti volevo dire, noi abbiamo chiesto una commissione d'inchiesta, perché è vero che tante cose sono date anche bene rispetto, fortunatamente, ad altre regioni come la Lombardia. È altrettanto vero che ci sono state ordinanze contraddittorie di giorno in giorno, emesse dal nostro governatore, mettendo in difficoltà anche gli enti locali. Spesso non hanno condiviso con loro, quei sindaci, quelli che erano i provvedimenti da adottare e che da loro dovevano essere applicati. Ed inoltre le case di riposo per noi sono state completamente abbandonate, perché di fatto non sono state messe in sicurezza con delle circolari immediate e non hanno dato, visto che c'è anche una convenzione quadro siglata proprio dalla Regione nel 2018 con le strutture case di riposo, non hanno fornito loro quelli che erano i presidi e quantomeno, insomma, i tamponi, ad esempio, lo screening è stato finito pochi giorni fa, per cui noi abbiamo chiesto questa commissione d'inchiesta perché la crediamo veramente utile per capire cosa è successo, soprattutto, come dicevate voi, anche a favore delle famiglie. Con Francesca porteremo avanti appunto in progress tutte queste richieste a favore anche delle piccole imprese, dei lavoratori, e lavoreremo anche ovviamente per la tutela dell'ambiente, che anche questo dovrà avere un occhio di riguardo. Per cui per tutte queste battaglie io vi ringrazio tantissimo di essere state qua con me e soprattutto andremo avanti insieme per portarle avanti. Grazie mille a tutte e due. Grazie. Grazie a te. Grazie, Grazie a voi. Grazie, alla a tutti. prossima. Buona serata. Alla prossima.